Buonasera dal Palasele di Eboli, giornata numero 21 nel campionato di Serie A quinto. La Fel di Eboli riceve il Savia Testa Mantova, tutto pronto per l'inizio del match. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, si attende solo il fischio di campanella. Fischia campanella, parte Fel di Eboli, Savia Testa Mantova. Braga col tacco, libera Caponigro che calcia col destro, alto, un po' di spazio Tiago Lemos, palla che resta lì e poi il gol di Ghi, la zampata del numero 10 che sblocca il punteggio al tramonto del quarto minuto. La Feldi trova l'1-0 con la firma da parte di Ghi. Rivediamo il destro del numero 10 che fa 1-0 sulla giocata di Lemos. Lesto, Ghi, ancora al numero 20, scambia con Ghi, ancora Ghi che si accentra, apre il destro, sul fondo, ancora non c'è fallo su Caponigro, attenzione a Cabeza, in uscita, Dalcin dice di no, Cabeza, destro forte ma non preciso, Calderolli di prima, corre Selusio, la tira in campo il 77, Tondi, ispaccata, anticipa Mateus. Attenzione al gol di Caponigro che approfitta di un errore in impostazione del Savia Testa Mantova. Il numero 7 firma il 2-0 e fa 3 in campionato, il raddoppio della Fel di Eboli, intercetto di Mateus 2 volte il numero 16 e poi Caponigro freddissimo davanti a Tondi sigla il 2-0. Ancora Mateus col sinistro sul suggerimento di Lemos. Ghi, la prendi, gran parata di Tondi e Cevarria. Rischia un po', va via Moabs sul fondo, che occasione. Lotta qui Taurisano che ci prova. Selusio scambia ancora con Ecevarria, ancora Ecevarria col destro sul fondo, che azione. Riparte intanto la Feldia, occhio ancora al gol da parte di Cina, Calderolli che trova l'angolo e trova soprattutto il gol del 3-0, triplica il vantaggio la Feldi con la rete numero 14 di Fabrizio Calderolli che ha battuto Tondi. Lemos attaccato da Caiche, Mascherona carica il destro, palo. Rivediamo, destro terrificante, sterza Ghi, non calcia, alla fine serve Dalcin che apre il destro ma suona la sirena, si va all'intervallo con la Feldi avanti 3-0. Fischio che arriva, riparte il match. Intanto Moabs va via, il lancio di Misael per l'Eleco, palla al centro, Dalcin legge tutto ma la palla resta lì e il gol da parte credo di Mascherona. Si è assegnato il numero 11, un po' di confusione. Mascherona con il destro trova la rete del 3-1 che accorcia le distanze. Errore qui della Feldi. Attenzione Caponigro, Tondi, la palla resta lì, ancora Tondi su Braga. Il destro di Cabeza e poi Caiche sul fondo, che occasione per il 3-2 del Mantova. Dalcin, spazio Calderolli, intercetta Cabeza, palla che resta lì, Ghi, Calderolli, Ghi, palla che va in porta per il 4-1 della Feldi. Dovrebbe essere la doppietta di Ghi che è riuscito ad indirizzare la sfera verso la porta di Tondi. Rivediamo, il primo tocco è di Ghi e quindi Feldi che si riporta
sul +3 con la doppietta del numero 10. Rischia qui Kayike, recupera palla e calcia Dalcin. Ci prova col sinistro Matheus, ancora Tondi. Un gran gol contro la Roma. Intanto il destro e il gol ancora di Mascherona, ma la palla è uscita. È gol. La palla è entrata, abbiamo visto delle proteste timide di Mascherona e quindi doppietta del numero 11. Rivediamo destro molto preciso di Mascherona che batte Dalcin e riapre la partita. Credo sia Misael l'altro che ora esce. Parte Cabeza, scambia Cabeza, passaggio di ritorno complicato, ma la palla arriva all'Eleco che fa 4-3. Funziona lo schema di Milella, anche con un rimpallo fortunoso, e arriva alla rete del capitano del Mantova che fa 4-3. Batte Dalcin e firma la 6ª rete in campionato. L'Eleco, il Mantova riapre ufficialmente la partita. Recupera palla la Feldi, occhio a Caponigro che serve Echevarria, il gol di Calderolli. La rete di Cina Calderolli sull'assist di Caponigro si riporta subito sul +2. La Feldi a 9:29 dal termine. Ha rischiato un po' il Mantova in questa circostanza e Calderolli è freddissimo davanti a Tondi e realizza la sua rete numero 15 in campionato. Kayike 1-2, calcia Moabs sul fondo, palla per Ghi, doppio passo, Ghi calcia, attenzione a Cabeza, cerca Matheus, intercetta Kayike, ha spazio Cabeza, palo esterno, che occasione ancora per il Mantova con Cabeza, destro molto violento. Attenzione al doppio palo di Kayike, che occasione per il giocatore del Mantova sull'errore in impostazione della Feldi. A 6:17. Lungo, colpo di testa di Selusio che ha cercato di sorprendere Donadoni di testa e poi fallo di Moabs. Tiro libero per la Feldieboli e Moabs già ammonito, cartellino rosso per il numero 12. Parte Venanzio con il destro, la respinta di Tondi, lotta Mascherona, riparte la Feldi, 10 secondi, Matheus e la gol del numero 16 che firma il 6-3 che molto probabilmente sarà il risultato definitivo. Il gol di Matheus sull'assist di Selusio chiude la partita. Il numero 16 della Feldi, terzo gol con la maglia rossoblù. Arriva la sirena, vince la squadra di Antonelli che batte 6-3. Il Savia Testa Mantova sale a 39 punti in classifica